Eccoci qua, buonasera, bentrovati a Effetto Friuli Giovani, 8ª puntata se non sbaglio. Stiamo andando avanti con il nostro percorso e questa sera, anziché guardare un po' all'esterno, anche se insomma comunque si guarderà all'esterno della scuola, guardiamo proprio nel nostro mondo, mi ci metto dentro anch'io con questa trasmissione perché parleremo proprio di scuola e quindi di formazione, di collegamento con il mondo del lavoro, insomma non dettaglio più di tanto perché davvero vorremmo rimanere nella generalità dell'argomento e capire anche che tipo di scuola vivono i ragazzi, che tipo di scuola vorrebbero, ma anche che tipo di scuola vivono gli insegnanti e che tipo di scuola vorrebbero invece loro stessi, se ce lo diranno. Questa sera poi tra il folto pubblico, protagonisti in realtà sono loro, come vedete davvero tantissimi, ci sono anche i ragazzi del CEFAP di Codroipo che saluto e do loro il benvenuto con diversi insegnanti e formatori, li ringrazio per essere venuti. In rappresentanza c'è Luigi De Carli che è un insegnante formatore del CEFAP. Due parole insomma su questa vostra struttura, su questa... Il CEFAP è un ente di formazione professionale, quindi accoglie i ragazzi dopo la terza media con 3 percorsi in particolare. 2 si tengono a Codroipo, quindi il percorso delle trasformazioni agroalimentari. Poi c'è il percorso più tradizionale, più antico, no? Che caratterizza il CEFAP, l'operatore ambientale, e poi l'operatore agroambientale, e poi c'è a Tolmezzo l'operatore ambientale montano. Quindi 3 percorsi che alla fine danno una qualifica professionale. Io ringrazio anche gli insegnanti che sono sempre in nostra compagnia, dal professor Cioli al professor Martini al professor Moro, grazie per essere venuti con noi, essere con noi anche questa sera, e ringrazio Elisabetta Parise facendo tra l'altro anche i complimenti perché le congratulazioni, gli auguri, l'in bocca al lupo, perché da pochissimo proprio la nuova presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine, quindi con questo nuovo incarico, e partirei proprio da lei perché mi ha incuriosito una cosa, insomma vive e lavora nel mondo dell'impresa con una laurea in lettere, con un passato al liceo classico, quindi insomma non è così sempre vero che magari il liceo classico, una formazione di questo tipo può precludere altre strade? Assolutamente no, proprio buonasera a tutti intanto. La mia esperienza è un'esperienza proprio quanto mai trasversale perché io ho conseguito la maturità classica nel 2000, dopodiché dopo tutta una serie di vicissitudini ho scelto di laurearmi in lettere, addirittura con una tesi in letteratura latina medievale filologica, quindi forse l'ho studiata solo io al mondo, manoscritti latini, e dopodiché per tutta un'altra serie di episodi che succedono poi nella vita sono invece entrata nell'azienda di famiglia, che è un'azienda che si occupa di impianti elettrici industriali, quindi proprio un settore tecnico, un settore prevalentemente maschile, e ovviamente la mia formazione umanistica era inadeguata per questo percorso, quindi ho scelto poi di fare tutti i master post laurea in gestione di imprese e gestione delle risorse umane. Quindi questo per dire che tante volte uno pensa liceo classico, laurea in lettere ti porterà necessariamente a insegnare, non è vero. Dipende. Però un po' di difficoltà l'ha riscontrata o in un certo senso le ha dato comunque un'apertura mentale, mi chiedo per esempio, o una capacità questo è quello. Comunque di... Ho riscontrato difficoltà perché l'azienda per la quale lavoro e della quale adesso sono socia è un'azienda di famiglia, quindi all'inizio venivo vista un po' come magari inadeguata a ricoprire determinati ruoli e sicuramente una formazione umanistica non ha aiutato in questo. Allo stesso tempo è stato, soprattutto il liceo classico, forse addirittura più della laurea, ottimo per il post laurea, cioè qualsiasi master e anche la stessa università. Per me onestamente è stato abbastanza semplice studiare, le basi erano solide e non è stato complesso dare gli esami, organizzare il percorso di studi, quindi tutto sommato io il mio percorso lo rifarei senza ombra di dubbio anche. Lo consiglierebbe eventualmente? Anche... Lo consiglierei assolutamente, perché anzi il liceo classico tante volte mi prendono in giro anche a casa, mi dicono tu se ce l'hai scritto in fronte, però assolutamente io lo consiglierei, l'ho consigliato, ma così come il percorso professionale, perché mi è capitato di incontrare in tutti questi anni delle persone che hanno, non so, fatto scuole eccellenti per pasticceri piuttosto che altri percorsi, conseguiti proprio in maniera brillante, e hanno poi formato persone che già dopo il diploma sapevano operare nel miglior modo. Quindi secondo me se uno è preparato e comunque se uno è interessato,
qualsiasi percorso è valido. Con lei cercheremo di capire poi anche cosa chiede effettivamente poi il mondo del lavoro e come si presentano appunto i ragazzi oggi a questo scoglio, questo ingresso importante. Al professor Cioli volevo chiedere un pochino cos'è la scuola oggi, cosa chiede la scuola oggi prima di tutto a voi insegnanti, perché voi stessi dovete continuamente confrontarvi con esigenze che cambiano, con direttive che vi arrivano dall'alto, insomma da chi decide anche come deve essere la scuola oggi, a che esigenze deve rispondere. Sì, buonasera. Allora, la scuola oggi è una scuola che ovviamente sta cambiando e ha necessità di cambiare esattamente come cambiano le dinamiche all'interno della società. Si può dire in maniera molto semplice, rispetto un tempo la scuola non è più il luogo della conoscenza, ma è il luogo dove la conoscenza viene sistemata, perché la conoscenza viene appresa da un'altra parte, altrove. Ormai i modi per sapere le cose non sono più quelli tradizionali, no? Quelli scolastici, ma le cose vengono apprese nel mondo mediale, nel mondo così vasto e così sempre fresco di novità che ci troviamo di fronte. Quindi anche la scuola si trova di fronte a questo problema di rispondere a un'esigenza nuova, che è quella di sistemare le conoscenze dei ragazzi in maniera poi proficua, per farli diventare insomma cittadini o comunque professionisti che possano dare il meglio nella vita. Quindi la scuola è sicuramente in cambiamento. Alcuni anni fa abbiamo avuto una licealizzazione della scuola, cioè bene o male i licei, o meglio, molti diciamo, percorsi scolastici sono stati dirottati in modalità di liceo. Adesso si assiste un po' al percorso inverso, ovvero anche i licei in qualche modo sono invitati a proporre una didattica o comunque insomma, un modo di apprendimento che si avvicini di più al mondo del lavoro, al mondo delle esigenze della società. E quindi quella vecchia cultura che una volta magari si faceva al liceo adesso risulta obsoleta nei confronti della società che chiede sempre invece più professionalità, più precisione di indirizzi. Però mi chiedo, forse proprio di fronte a questo scenario che ci stava dipingendo, ovvero il fatto che comunque l'insegnante, la scuola in generale si trova a dover mettere, a sistemare, mettere a posto le conoscenze che in un certo modo già si apprendono, si assorbono diciamo da diverse parti. Da questo punto di vista non è forse proprio la conoscenza che invece dovrebbe dare poi le basi? Non so se mi sono spiegata, cioè sistemare le competenze sì, ma soprattutto dare quegli strumenti di base per riuscire a capire anche se tutto quello che arriva ai ragazzi dal mondo e dalle informazioni esterne può essere effettivamente assorbito e fatto loro, fatto proprio dai ragazzi. Sì. Cioè è più difficile, allora, è improbo quasi il vostro compito, vorrei capire. Certo, se una volta ciò che veniva veicolata era solamente la conoscenza, adesso hanno inventato, cioè diciamo che le teorie didattiche, ma anche la pratica didattica, ha strategicamente inventato questo concetto di competenza, che non significa solamente saper fare qualche cosa. La competenza significa avere un bagaglio di conoscenze, di abilità, di propensione verso agire in qualche modo, una nuova attitudine nel mettersi in gioco, un nuovo modo di risolvere problemi, quindi è un elemento molto più complesso rispetto che solo le conoscenze. Insomma diciamo che poesia, memoria o queste cose qua non funzionano più? E diciamo, senza conoscenza non c'è competenza, però non dobbiamo solamente conoscere, dobbiamo piuttosto essere pronti ad attivarci, in qualità di studenti ovviamente, pronti ad attivarci nell'essere appunto, essere capaci di essere sempre al passo con i tempi, quindi di avere sempre nuove strategie e nuove tipologie di intervenire. E come si fa? Attraverso programmi di insegnamento, per esempio, lo chiedo anche al professor Martini. Ma secondo me l'importante è che l'aspetto professionale, cioè imparare a fare qualcosa, imparare una professione, l'aspetto più culturale, non siano visti come compartimenti stagni, ma devono viaggiare insieme. Io dico sempre che la scuola è un po' il tempio della crescita, perché i ragazzi ci entrano bambini intorno ai 5-6 anni e ne escono che sono giovani adulti, no? Intorno ai 20 anni.
e si apprestano a essere cittadini di questo paese, cittadini del mondo, e quindi accanto all'aspetto professionale c'è tutto l'aspetto legato all'essere cittadini, all'essere parte di una comunità. In fondo si lavora 8-10 ore al giorno, ahimè a volte anche di più, e poi c'è tutto il resto, però c'è tutto il resto della vita. La scuola deve dare, secondo me, l'opportunità anche di saper godere del resto della vita. E ripeto, le due cose devono andare insieme, cioè i ragazzi devono trovare nel lavoro che individuano come possibile il loro lavoro la passione, la voglia di farlo, e in questo aiuta molto anche la cosiddetta cultura, anche la poesia imparata a memoria. Sì, perché appunto mi incuriosiva molto questo fatto, nel senso che proprio con il professor Ciolli in settimana ci eravamo confrontati, anche perché io stessa volevo capire insomma come fosse il mondo della scuola oggi, io che vengo per esempio dalle ultime elementari ancora con la maestra unica, e devo dire la verità che magari non importerà a nessuno, però io ci pensavo questa settimana preparandomi un po' alla serata di questa sera. Io sono fierissima di aver avuto la maestra, fierissima per i risultati poi che mi ha, penso, dato, che insomma ti faceva arrivare a scuola, la ginnastica, la preghiera, la poesia a memoria, tutte le regioni d'Italia, tutti i capoluoghi, le garette di questo genere, vediamo chi sa più capoluoghi, eccetera. Beh, non so, mi ha dato comunque quelle basi che sono indispensabili. Mi sembra tanto tutte queste parole, lo dico un po' da profana, però mi sembra tanto confuso il mondo della scuola oggi, non so se... Sì, ma è confuso anche per noi, è quella la grande sfida, nel senso che siamo proprio noi i primi chiamati a dover sempre mettere in dubbio quello che, figurarsi quello che abbiamo fatto noi a scuola, che ormai sono cose d'altri tempi, anche se sono passati pochi anni, ma mettere in dubbio la nostra professionalità, la nostra missione, il nostro modo di agire con i giovani, il nostro modo di confrontarci. E forse siamo proprio, la scuola è una locomotiva lenta, arrugginita, per fortuna corre e ha tanti vagoni che si tira appresso, per fortuna, però prima di modificare il suo percorso, di accelerarla o in qualche modo di rallentarla, è un processo veramente lungo. Insomma, forse è una scuola che ancora si sta cercando da questo punto di vista, vedevo... Sì, no, io ascoltando i colleghi concordo con quello che viene detto. A maggior ragione c'è un bisogno particolare di mettere al centro la persona nella scuola, in particolare i ragazzi, no? Perché in mezzo a tutte queste conoscenze che oggi poi non finiscono mai di cambiare costantemente, c'è bisogno molto di orientamento, perché i giovani di oggi, i ragazzi di oggi, hanno bisogno anche un po' di essere supportati in questa fase evolutiva che è appunto la scuola. E allora, per esempio, io racconto l'esperienza, che è la nostra esperienza della scuola professionale, parlando proprio dei ragazzi, no, che arrivano nella nostra scuola. Ci sono tanti tipi di ragazzi, e ci sono i ragazzi che arrivano che in qualche modo hanno già un obiettivo, hanno già bozzato un proprio progetto di vita, cosa vorrebbero fare da grandi. Altri magari arrivano da percorsi che non sono sempre stati brillanti, a volte arrivano anche da fallimenti scolastici. E proprio queste persone che arrivano con questa situazione di fragilità, poi invece noi scopriamo che se opportunamente supportati attraverso dei percorsi che mettono al centro la persona, riescono a dare... a me mi piace tantissimo tutto quello che stiamo dicendo, però vorrei capire anche proprio concretamente anche per voi, perché insomma questi insegnanti devono essere tutto, psicologi, dare delle informazioni, cercare di capire come darle, un po' professionale, un po' sulle competenze, un po' sulla memoria, cioè c'è di tutto veramente, quindi direi che abbiamo tanto di cui parlare. La interrompo perché devo andare in pubblicità, poi voglio arrivare da Moro che lo vedevo prima abbastanza pensieroso, cupo. Dopo la pubblicità. Moro, cupo. A tra poco, splendido. Ben ritrovati in nostra compagnia, si parla di scuola e Nino Moro, dopo 10 minuti di discussione, è cupo. Perché Moro? Beh, insomma, se si pensa agli ultimi 2 anni, 3 ministri, no? Se si pensa alle riforme che io ho avuto modo di assistere nella mia lunga carriera scolastica non premiata dalla Fornero, ecco che la vuole allungare ancora di più per farmi vedere altre riforme ancora, probabilmente, non so, io sono... Ma perché è bravo per 5, quello? 6, Bisogna... no, assolutamente no, anzi. E comunque,
Allora, restando all'ultimo, l'ultima cosa è che si parla molto di competenze. Competere vuol dire competere, no? Cioè, è una roba come, cioè tu non devi arrivare prima, devo arrivare prima io, insomma. Ecco, che è l'esatto opposto di quello che io pensavo e sognavo fosse la scuola, fosse un luogo dove c'è collaborazione, dove c'è l'uomo al centro, la persona al centro, come si diceva. Mentre si è parlato di scuola-azienda, si è parlato di presidi manager e si è finito naturalmente con le competenze. Ma a questo punto perché non vi fate pagare? State 8 ore là, non so quante, fatevi pagare, no? Perché se è così, dovrebbe essere così. Cadono tutti gli altri discorsi, insomma, che è la gratuità di una formazione, insomma, che si fa per sé, eventualmente per investirla nella vita, cade, secondo me, sono caduti tutti i presupposti. In questi ultimi anni, ecco, la scuola è diventata burocrazia, e negli ultimi 20 anni mai si è pronunciato nei collegi docenti una parola sulla pedagogia, sul senso di quello che si fa, su dove si vuole arrivare noi insegnanti. Ce l'hanno detto gli altri e noi abbiamo molto bene non eseguito, ma insomma... Si è data una spiegazione del perché? Cioè è perché si vuole correre dietro al mondo del lavoro e perché... Ieri c'era un bell'articolo su Corriere della Sera in cui si tornava a vedere la figura, a parlare della figura degli insegnanti, ma spesso si parla che noi, c'erano due grafici là su quanto siamo pagati, ecco, si è messa più sotto l'aspetto così burocratico, economicistico e si è lasciato perdere. Io mi ricordo i primi collegi docenti, c'era gente che io odiavo terribilmente perché spaccava i capelli sul senso delle cose, della società, di dove andava la scuola, però era molto meglio di adesso dove in genere non si parla di niente, solo si sta a guardare quelle che sono le cose organizzative e basta, e non si vede l'ora che finisca. Ecco. Io vorrei sapere poi è adesso un po' di amarezza, ecco. Vorrei sapere dai ragazzi anche cosa si aspettano dalla scuola, come l'hanno scelta, perché hanno deciso di costruire un po' il percorso scolastico che stanno vivendo e con quali obiettivi. Prima Martini però. Sì, io sono un po' meno pessimista rispetto a Moro, perché credo ancora che i docenti e anche i ragazzi, perché secondo me i ragazzi assumono anche loro un ruolo attivo, non passivo all'interno della scuola. Secondo me con il clima che si può creare dentro le scuole, dentro le classi, si ha ancora l'opportunità di sopperire un po' a quelle che sono effettivamente chiamiamole mancanze, le storture di ciò che ci viene calato dall'alto a livello ad esempio ministeriale. Io credo ancora nella autoregolazione, diciamo così. Quindi al di là di programmi che vi vengono sì, perché poi in realtà c'è un margine di libertà? Assolutamente, la scuola è libera, l'istruzione è libera, nel senso che una volta che si è in classe sta a noi trovare il modo più opportuno per cercare di appunto tirare fuori la passione da loro. Chiaro che poi dobbiamo mediare per l'appunto con quelle che sono le norme, con quelle che sono le indicazioni che arrivano a livello ministeriale, ripeto, però io credo in questo margine di manovra che abbiamo per equilibrare un po' la situazione. Il mondo della scuola non è più il luogo della conoscenza, non concordo assolutamente con il professor Cioli, ci scrive questo ascoltatore, e poi un altro ci scrive: complimenti alla signora Elisa Turello per tutto quello che fa, che è? Chi è? Dov'è? Ah, ecco, anche in ambito extra lavorativo per tutti i suoi ragazzi e le ragazze, brava, continua così, Alex da Mortegliano, e poi dice anche ciao. Saluta anche Cioli. Elisabetta Parise è giovanissima, ha già il suo... abbiamo fatto un po' i calcoli prima quando parlava di laurea, ma non si chiede l'età, ma facciamo 32. Al di là che non serve, ecco, perfetto. Nei coetanei, cosa vede nei suoi coetanei?
anche appunto nel percorso che ha visto nei suoi amici, come l'hanno vissuto, come hanno vissuto la scuola, il cercare di arrivare a un obiettivo, cioè si sceglie la scuola per avere semplicemente una preparazione o si sceglie una scuola per arrivare più facilmente possibile a un lavoro? Allora, se io guardo la mia generazione, che appunto io ho 32 anni, quindi siamo ancora la generazione dei trentenni, dei miei amici, e mentre mi facevi la domanda stavo riflettendoci, non mi viene in mente nessuno tranne una persona che in questo momento fa il lavoro per il quale ha studiato e questa stessa persona ha cambiato percorso 3 anni fa. Quindi prima faceva tutt'altro. I miei amici, molti sono laureati, molti no, quindi abbiamo proprio percorsi molto differenti. E diciamo questo, magari tutti quando facevamo il liceo piuttosto che ragioneria, piuttosto che l'istituto professionale, probabilmente o non avevamo le idee chiare o anche all'università pensavamo altro. In questo momento ci siamo alcuni un po' adattati in base al lavoro che abbiamo trovato, altri hanno magari intrapreso la carriera per la quale avevano studiato e ne sono rimasti magari poco deliziati, hanno cambiato percorso, altri ancora invece, e questi parlo proprio da Presidente dei Giovani, hanno deciso di mettersi in proprio e di avviare delle attività magari anche molto brillanti, però magari anche molto lontane da quello poi per cui invece avevano studiato. Quindi diciamo che non sempre il percorso di studi poi ti porta a fare il lavoro che vuoi, anzi. Un salutone a Elisa Turello che da Denis e Chiara, grazie di tutto. Gettonatissima. E siamo contenti che arrivino questi messaggi perché stasera ci mancano i fratelli Flebus e quindi eravamo preoccupati per appunto questa assenza importante, ma vedo che appunto con la signora Turello siamo a posto. Abbiamo il gruppo di ascolto anche per questa sera assicurato. Cominciamo a sentire un po' di esperienze personali, qua in parte per esempio. Sì, hai scelto la tua scuola, qual è, perché, con che obiettivi, cosa ti aspetti, allora, bla bla bla. Ho scelto il Cecconi cambiando scuola perché prima era il Marignani e facendo anche altre esperienze nel durante. Ho scelto questa scuola perché personalmente mi piace di più partecipare, fare una scuola che ti dà più praticità che teoria, perché non sono proprio portatissimo nello studiare, ovvero... Dobbiamo prendere un altro microfono, non ti arrabbiare. Allora, ricominciamo da capo, tu hai scelto il Cecconi. Allora, io ho scelto il Cecconi e prima ero in un'altra scuola e nel durante ho fatto altre esperienze e ho scelto il Cecconi perché un istituto professionale ti dà, cioè fai più praticità e hai più manualità che in un istituto classico, ma comunque penso che alla fine l'importanza non è che scuola scegli, è che cosa fai e devi fare una cosa che intanto ti piace, perché alla fine quasi sicuramente nessuno fa quello per cui ha studiato e anche tipo non è molto importante con quanto uscirai dalla scuola, perché penso che sia la vita che ti dà la valutazione più avanti e non è la scuola. No, mi piaceva, prima mi raccontavi un po' la tua storia, diciamo, non perché la vogliamo sentire ancora, però come dicevi tu, mi piaceva questa cosa, dicevi non penso tanto al voto, come uscirai, in quanto tempo uscirai, ma anche poi alle esperienze. Tu per esempio insomma, ti sei fermato anche durante il tuo percorso scolastico per fare un'esperienza all'estero, ma poi sono tornato perché alla fine ovvio l'importanza della scuola, perché c'è molta importanza nell'avere un diploma, un titolo di studio, ma io do molta anche più importanza alle esperienze extrascolastiche che fai, tipo do molta più importanza diciamo che stimo molto di più, stimo ugualmente una persona che anche se sceglie di non andare all'università ma sceglie di andare a fare un'esperienza lavorativa in Australia, penso che abbia anche la mentalità molto più aperta di uno che va all'università, perché vede cose che la scuola non ti insegna, tipo il modo di vivere di un altro paese, un'altra conoscenza della lingua, un altro modo di confrontarti con la gente e altre cose così, che non vuol dire che andare all'università non sia importante, però c'è anche altro, penso. Però questa cosa qua, non so se siete d'accordo con me, perché l'ho pensata magari anch'io spesso, forse avrei fatto magari l'università più velocemente o diciamo facendo anche altre cose nel mezzo, piuttosto che concentrarsi così sul voto, sull'uscire presto con un voto alto e cose di questo genere, ma lo vedo un po' come un fallimento della scuola se poi si arriva a pensare un pochino questo, sbaglio? Moro?
quantomeno non vorrebbe altre 5-6 riforme, ci si potrebbe fermare qui, insomma, no? Perché se gli obiettivi sono quelli, insomma, cui si mira. Ci scrivono da casa, secondo me la differenza sostanziale tra scuole è 2 punti, con i licei studi il lavoro, mentre con il professionale fai il lavoro. Un saluto a Simona, e questo era Alberto. Andiamo un attimo a pubblicità e poi sentiamo cosa ne pensano e cosa hanno da dire le ragazze, tra poco. Tipo Carava, Bentrovati, l'ultimo messaggio che è arrivato diceva la differenza con i licei impari il lavoro, con i professionali fai il lavoro, non era d'accordo, non erano d'accordo né Elisabetta non né... pienamente, nel senso io vengo appunto, mi occupo di formazione professionale, la nostra esperienza non è che non si studia e si fa un lavoro, ma semmai si alternano le cose, si mescolano, per cui il metodo che è anche molto efficace significa avere momenti di pratica, per esempio di laboratorio, di trasformazioni alimentari, e poi tornare sullo studio, che però è uno studio agganciato alla pratica. Quindi quando i ragazzi tornano nella pratica hanno maggior consapevolezza. Ciò non vuol dire che non si studia, vuol dire che è uno studio molto applicato al lavoro. Elisabetta? Io trovo anche un po' triste forse questa definizione personalmente, perché secondo me se nei licei si studiasse e basta sarebbe già un ottimo risultato, perché comunque avere una cultura importante sarebbe già un ottimo punto di partenza, e secondo me questo aspetto negli anni è andato abbastanza a scadere. Come di contro, secondo me, se l'alternanza scuola-lavoro venisse potenziata, e questa sarebbe una cosa fondamentale, perché se negli istituti professionali davvero si imparasse un mestiere, facendo anche più ore di stage, facendo anche più esperienza nelle aziende, più contaminazione, se mi passate il termine, sarebbe sicuramente un qualcosa di ottimale. Il problema è proprio questo, secondo me, che nei licei la cultura viene meno e negli istituti professionali viene meno la professionalità. Quindi c'è troppo un percorso di omogeneizzazione, diciamo, secondo quasi in un me certo forse, senso, cioè ci si rincorre sì, a vicenda, non sì, mantenendo le caratteristiche principali che ogni percorso dovrebbe mantenere. Capisco bene? O... Da un lato sì, e dall'altro io vorrei, anzi mi auspicherei da persona esterna al mondo della scuola, che proprio negli istituti professionali che hanno questa propensione poi alla manualità, alla praticità, ci fosse molta più vicinanza a quello che è il reale mondo del lavoro, perché se no questo viene proprio meno. Però questo avviene perché comunque nelle scuole, a parte l'attività di pratica che è fatta nei laboratori, il secondo anno per esempio e il terzo i ragazzi fanno proprio un'esperienza di stage, quindi l'inserimento in azienda, attraverso cui entrano nel mondo del lavoro a tutti gli effetti. Quindi c'è questa... No, lo so, perché ad esempio anche a noi capita di avere ragazzi in stage, però quello che poi abbiamo riscontrato negli anni, fatta eccezione per alcuni ragazzi bravissimi sui quali sarei bugiarda a dare un... è proprio che magari gli strumenti sono diversi, cioè, non so, la banalità, l'uso del CAD, l'uso di strumenti che nella vita reale poi nelle imprese utilizzi, ma anche gli strumenti di calcolo, qualsiasi cosa, sono slegati poi dagli strumenti che hanno nelle scuole. Questo a me fa sempre riflettere, ma non come aspetto negativo nei confronti della scuola, ma come riflessione a monte di dire si vuole potenziare gli stage, si vuole potenziare la manualità, l'apprendistato, e poi abbiamo strumenti differenti, perché? Questa è la domanda che semmai mi porrei io alla base. Tenersi più anche al passo con quello che accade veramente, insomma, sì, nelle imprese. Diceva i ragazzi che vengono da dove a fare stage, in generale i ragazzi che vengono anche magari a cercare lavoro, come li trova, come li vede? Davvero cioè, più vicini al mondo, al di là di queste differenze magari pratiche, ma pronti al mondo del lavoro o no? Questa è una domanda difficile, difficile perché in questo momento... Ci sono tante situazioni diverse. No, allora, è molto difficile in questo momento poter assumere, perché la situazione è critica un po' in tutti i settori, quindi già di per sé cercare lavoro in questo momento non è una cosa semplice. Dopodiché vedere un ragazzo giovane che viene a cercare lavoro vuol dire tantissimo come si presenta, ma non si presenta nel senso è bello, è brutto, ben vestito o meno, ma si presenta come parla, si presenta come scrive un curriculum. A noi è capitato di ricevere curriculum, ogni tanto mi viene da ridere quando lo racconto, magari mi fanno la lettera di presentazione, mi scrivono K-E o O accentato, io non riesco a... Sì. E io una volta a uno ho anche risposto, ho detto ti prego traducimelo in italiano e poi ti rispondo, perché non capivo neanche di cosa stavamo parlando. Allora dico, era un curriculum 2.0. Era un curriculum 2.0, ma allora io dico sono aspetti che poi uno si meraviglia, perché al colloquio di lavoro se non sai parlare, se non sai, o se la prima domanda che fai è
magari non so quante ferie ho, piuttosto che quanto mi paghi, delle domande uno se le pone, così come tante altre. Poi ci sono anche ragazzi molto bravi invece, molto umili, che si pongono in tutt'altro modo. Moro, le scuole devono rimanere distanti fra di loro, cioè devono avere ognuna la sua filosofia, quindi i licei in un certo senso devono rimanere con la loro impronta e non tendere a professionalizzarsi, o è giusto un po' questo percorso di avvicinamento, un po' che... Se l'obiettivo fosse quello di dare libero accesso a tutte le classi sociali, a qualsiasi tipo di scuola, va bene la differenziazione. Questa differenziazione per cui al liceo vanno solo alcuni, che è la vecchia impostazione che non sta cambiando, mentre nelle altre scuole vanno altri, quelli che hanno un altro... Non sta cambiando? Cioè c'è ancora... Non ho capito... Beh sì, insomma... Cioè c'è sempre una divisione, diciamo, certo, tra le due... Certo che c'è, anche in questi ultimi anni si è fatta anche più forte, e se non ci fosse stato quel minimo di resistenza sarebbe stata fortissima, no? Separare il professionale dal diremmo così, dal tecnico liceale, insomma, demandare alla regione, al professionale, tutto, non solo quello del corso professionale, ma anche l'istituto professionale. Questa era la volontà del passato regime, cui si è fatto resistenza, ma la resistenza deve essere fatta, perché tutti hanno diritto ad accedere alla cultura, e dovrebbe essere così, non si dovrebbero fare queste differenze, specie nei primi tempi. Quindi questo bisognerebbe ridiscutere come si fa a scuola, perché sì, non deve andare il figlio del professionista al liceo, dovrebbe andare al liceo chi ha chi ha delle qualità. Insomma, ha quella inclinazione o ha questa passione, ecco, diciamo. Sì, io non credevo che, poi vorrei che le ragazze che mi raccontassero, sinceramente non pensavo che la cosa fosse ancora così distinta, che ci fosse magari ancora questo retaggio, diciamo, proprio anche dalle famiglie di provenienza, un po' magari sì, ma credevo che avessimo superato magari questa impostazione. Comunque, messaggi da casa: concordo sul potenziamento studio e lavoro, i ragazzi di oggi vogliono capire chi sono e la scuola si è assunta il ruolo di far capire loro cosa sanno e vogliono fare. Il problema è se la scuola è in grado di offrire questo servizio. Questo è il messaggio di Raffaella. Poi ancora un grande saluto a Elisa Turello, grande prof, poi dice è mia cugina, comunque vabbè. E poi secondo me è una scuola professionale più adatta a chi è più bravo nei lavori manuali. Studio uguale inserimento nel mondo del lavoro, sì, una volta, questo è quello che scrive Valerio dalla Tisana. E poi, secondo me, gli istituti tecnici purtroppo stanno diventando sempre più dei licei tecnici per la nazione, sono importanti, e questo è Gorax dalla contea di Cussignaco. E un saluto a tutti i ragazzi che frequentano il CEFAP da Tony. Mi raccontate qualcosa? Fa ridere Tony? Cioè, è filmato solo Tony, quindi non sappiamo. Mi raccontate qualcosa della vostra esperienza? Non so, che i ragazzi del CEF, magari loro stessi, come hanno scelto questo percorso e cosa stanno avendo in cambio? Per esempio tu che hai il microfono, così partiamo. Sei stata scelta a caso. Io vicino. Ho scelto il CEF, ho scelto di fare una scuola professionale perché ho visto, come ha detto Carli, che la teoria è molto legata alla pratica. Dobbiamo capire, scusami. Fate sparire quello lì. Facciamo sparire questo microfono magari, grazie, così, ecco. Perché la teoria è molto legata alla pratica e molto spesso magari le materie nella teoria possono presentarsi difficili, però facendo delle prove o sul campo o su laboratori magari di cucina o cose di questo tipo ti risultano più facili. Sì. Sei soddisfatta comunque sì, della tua scelta, del tuo percorso che stai facendo, sì. Proseguendo fino adesso. Liceali che mi raccontano qualcosa, per esempio? Perché hanno scelto questo percorso?
Buonasera, io faccio il liceo delle scienze umane, Sì. Ho scelto il liceo consapevole che farò l'università e sono ancora decisa a farla e mi mette un po' di malinconia sapere che la dottoressa Parise, giusto, ha potuto scegliere lettere, perché io vedo nella mia realtà i miei compagni di classe oppure anche io o molti altri che non potremo scegliere la facoltà che magari ci piace di più perché si è più portati a scegliere qualcosa che poi ci darà lavoro subito. Io farò sicuramente una facoltà umanistica come molti altri perché facciamo scienze umane appunto non uno scientifico, come un classico sceglieremo per lo più materie umanistiche, però questo non ci garantisce un lavoro, molto difficilmente. Quindi se davvero si vuole seguire un po' la propria inclinazione, cioè c'è in voi questo dualismo fra il dire voglio seguire quello che mi piace, Sì. però sapere che magari, oppure voglio seguire quello che mi darà un lavoro, insomma nel Sì. tuo caso sono due cose che non sono vedi lo potranno stesso. coincidere. No, quasi per nessuno, no. Cioè il tuo lavoro ideale quale sarebbe? Tu cosa vorresti Oddio. fare? Sì, penso che farò psicologia Ok. e penso che per questo magari troverò lavoro, però se per caso volessi fare filosofia, domani decido di fare filosofia, poi non penso che potrò fare Però granché, non sai che proprio sceglierei. questa cosa della filosofia, leggevo per esempio negli Stati Uniti, filosofia è la laurea che va per la maggiore per quanto riguarda i manager, cioè i migliori Sì. manager, quelli che sono più richiesti, sono laureati in filosofia Ma più appunto alle per la loro anche, perché ti dà insomma, un altro modo di ragionare, un'elasticità, non lo so, Sì, cioè non ma è sempre detto magari. Conosco anche abbastanza persone che si sono laureate in filosofia qua e hanno dovuto fare come la dottoressa dei master in qualcos'altro per poter trovare lavoro. Quindi poi bene o perché- male bisognerà No, parlare niente. lì, cioè Sì. cercare Sì. qualcosa poi che ti voleva rispondere. Sì, allora io volevo rispondere questo, che secondo me nel momento in cui uno deve fare una scelta, sia sicuramente di percorso, di diploma, ma soprattutto una scelta universitaria, in questo momento secondo me deve scegliere assolutamente quello che gli piace, perché neanche ingegneria, neanche medicina, che era il fiore all'occhiello, neanche legge, in questo momento ti danno lavoro. Se uno pensa di fare l'università per trovare lavoro, forse le materie più legate magari a infermieristica o cose di questo genere, ma non necessariamente. Io credo che uno debba scegliere quello che gli piace, dopodiché il discorso del master post laurea, io ne ho fatti 4, non ne ho fatto uno per dire proprio la verità. E li ho fatti non perché volessi trovare lavoro, in realtà io mi sono trovata appunto in una realtà particolare a lavorare in un'azienda di famiglia, ma avevo comunque avuto altre offerte di lavoro fuori, perché io l'ho sentita come una necessità mia di formarmi, di crescere nel mio lavoro, e se potessi, se avessi la disponibilità economica e di tempo, io prenderei anche una seconda o una terza laurea, perché secondo me la cultura crea dipendenza. Penso però che se uno va a fare una facoltà contro voglia o comunque la fa nella speranza di trovare lavoro, sarà sempre un pessimo professionista. Se invece uno fa una facoltà che gli piace, ma non necessariamente anche l'università, perché io concordo che non è l'università l'unica scelta, cioè io l'ho fatta e ne vado orgogliosa, ma conosco persone, anche artigiani, miei colleghi, appunto io vengo dal mondo dell'artigianato, che non sono laureati e sono dei professionisti meravigliosi, perché hanno fatto quello che gli piace. Se poi uno però pensa di trovare la realizzazione nel lavoro che ti porta a una grande redditività, non sarà l'insegnante, non sarà l'imprenditore in questo momento, non sarà te nessuno. Quindi dico, soprattutto a 15, 16, 20 anni, voi che non avete magari il mutuo sulle spalle o realtà difficili Sentitevi che più liberi. a 30 li hai, assolutamente fate quello che vi piace. Io lo rifarei tutta la vita se tornassi indietro. Quindi no, il mio messaggio deve essere di speranza, non di tristezza, No, se no vado a casa amareggiata. Cioè, purtroppo è diffusa una certa paura anche, perché non è così facile scegliere quello che piace. Secondo Perché me si no, ha la paura è giustissima e secondo me la paura viene anche in questo momento, magari non conosco le vostre realtà, ma immagino da dei genitori che possano trasmettere questo tipo di paura, perché io vedo mio padre che è una persona assolutamente negativa e ogni giorno ti trasmette ansia nel futuro, però voglio dire, non è questa l'età per voi secondo me per avere paura, cioè dovremmo averla a noi e persone più anziane di me, non a 20 anni, 15, 14 guai. Però è guai. vero che questa cosa, insomma, di pensare già al collocamento poi nel mondo del lavoro mi pare che sia insomma un pensiero un po' diffuso. C'è il sondaggio che funziona sempre, quindi io lo farei. Quanti hanno scelto il percorso che stanno facendo adesso? Non semplicemente ma soprattutto pensando a un futuro nel mondo del lavoro. Vediamo un po'.
Apriamo l'inquadratura così capiamo. Più sulle mani così vediamo bene. Se potessero scegliere quello che vogliono, indipendentemente dal mondo del lavoro, quanti cambierebbero percorso? Cioè chi fa qualcosa che... Cioè solo per il piacere di studiare, chi cambierebbe percorso se non dovesse pensare al mondo del lavoro? Vabbè, ce n'è un pochino, dai, poi sarete i primi interrogati. Eccolo qua, arriverà il microfono, ma intanto io comincio già a sentirmi meglio nonostante la febbre, mi sono passate già 2 linee perché è arrivato un messaggio con un saluto ai fratelli Frepus. Ma chi è sta gente? Che stasera non ci sono e ci dicono anche un argomento bello e interessante. Non è credibile questo messaggio, quindi adesso cercheremo di capire, pubblicità tra poco. Ben ritrovati in nostra compagnia, c'era Damiano che voleva intervenire? Sì, io faccio il Cecconi, secondo me io mi aspettavo una formazione diversa dalla mia scuola, un po' perché ho perso la possibilità di poter fare pratica, quindi la vera scuola professionale già dal secondo anno. E questo è stato un danno non da poco per tutto il resto degli anni anche. E poi perché secondo me il percorso formativo, cioè nel corso degli anni non Scusa, viene hai perso tanto... la possibilità in che senso? Perché sì, per leggi burocratiche soprattutto. Ok, cioè doveva essere previsto però poi non è accaduto. Sì, ci hanno fermato i torni e tutte le macchine che avremmo... Questa è una delle famose riforme di cui si parlava prima. Ok, scusami. No, no, giusto. Poi secondo me sì, il programma è sempre lo stesso da molti anni, cioè anche se il mondo del lavoro cambia, anche la società cambia, il percorso è sempre lo stesso, cioè non subisce alcuna modifica. Non si aggiorna, dici? Secondo me sì, sarebbe una tra le priorità che dovrebbe avere un percorso formativo, perché se no sì... Sì, tu poi... dici inutile fare delle scuole tecnico-professionali se poi non sono comunque al passo con i tempi, cioè a quel punto, ok. Perché comunque alla fine... Oltre a prepararci per il mondo del lavoro, ci dobbiamo preparare anche per quello che succede nella politica, oppure anche nella società in generale. E secondo te non è aggiornato? E il futuro nel mondo del lavoro lo vedo nero al momento, speriamo bene per tutti questi ragazzi che ogni giorno si impegnano. Questo era un messaggio negativo, ma insomma reale alla fine. Cioè, spero bene, ma lo vedo nero praticamente. Ciao a tutto il CEF, bravi ragazzi, arrivano tanti messaggi per voi. Niente garantisce il lavoro, solo la preparazione alla vita che viene dalla scuola, dalla famiglia, dalle esperienze personali. Concordo con la dottoressa Parisi, una persona deve formarsi per quello che le piace. Questa era Francesca da Pordenone. Tu prima ci dicevi che avresti scelto qualcos'altro. Cosa fai o cosa avresti fatto? Allora, facevo il Cecconi perché sono finito a scuola, per fortuna. E avrei Cecconi non esce tanto bene. Solo che per un mio errore di sapere bene quali scuole c'è l'informatica ho scelto il Cecconi. Per fortuna comunque mi sono ritrovato in un corso che alla fine mi è piaciuto. No, aspetta, chiarisci un attimo. Per un tuo errore? Allora, mi sono informato un po' male. Esattamente. Sulle scuole mi sono informato male, non c'era questo corso al Cecconi. Ok. Però è un microfono negativo. Ecco. Dov'è l'altro? Fatelo stabilire. Chiedo scusa, ma abbiamo qualche problema col microfono. Ok, allora, stavo dicendo... riprendiamo, sì, esatto. Allora, dove sei adesso? Sei all'università? No, adesso sono Storie a di casa, vita tranquilli. Moro, esatto. Moro con le mani nei capelli. No, facciamo un po' di ordine. Sì. Ok. Allora, volevo fare una scuola informatica. Okay. Mi sono informato male durante il periodo di scuole medie e mi sono ritrovato a fare il Cecconi.
E il corso elettrotecnico, per fortuna, diciamo, alla fin fine le materie che ho studiato mi sono piaciute. Okay. E questa convinzione di scegliere, di aver, tra virgolette, sbagliato corso, che avrei dovuto fare quello di informatica, è stato confermato in quarta e in quinta, che c'è stato un particolare programma scolastico dove si utilizzava parecchio il computer, ad esempio, e mi sono accorto che effettivamente avrei voluto tanto fare una scuola informatica. Quindi in un certo senso ti sei salvato, ma hai anche scoperto poi quelle che erano le tue Esattamente. vere passioni. Esatto, però allo stesso tempo adesso sto cercando di informarmi su corsi di informatica appunto esterni alle scuole, insomma, dal momento che non sei più a scuola. Direi che sei giovane ancora, quindi puoi proseguire. Ma poi l'aggiornamento è continuo, cioè io adesso non vorrei spaventarvi perché già vi si sta spaventando abbastanza, però poi ci si continua a formare, si continua a studiare, anche una volta che si trova una professione, proprio perché la società cambia, il mondo cambia di continuo e così velocemente, non si è mai completamente arrivati, quindi è ancora lungo il percorso, ma questo non ti deve spaventare, ti deve in qualche modo affascinare. Anche però ha detto una cosa importante, chiedo scusa, solo anche sul fatto dell'orientamento, quello che si diceva prima. Effettivamente quando uno esce dalle medie non è così facile poi sapere tutto quello, tutto il panorama. Già non è facile in quinta superiore scegliere l'università o quello che si ha come panorama formativo o appunto universitario. Figurarsi in terza superiore, insomma, riuscire poi a capire quelle che saranno quello che sarà il proprio futuro, quindi a maggior ragione forse bisogna veramente scegliere così, quasi a pelle, senza pensare a che lavoro vorrò fare, perché è molto lontano. Tra l'altro, a maggior ragione la scuola dovrebbe, mi collego un po' al discorso interessante che faceva Danilo, no, il ragazzo con la maglia rossa. Damiano, perché forse è un po' un luogo comune che i ragazzi si lamentino per il fatto che magari i programmi non sono aggiornati. Però è anche vero che quell'esperienza lì, quell'apprendimento lì poi lo si avrà nel mondo del lavoro. La scuola invece dovrebbe insegnarci, e questa è la bella sfida, a imparare, appunto, a imparare ad avere una mentalità che ci porta a metterci sempre in discussione. Questo è il vero apprendimento che a scuola ci dovrebbe essere, no? Perché comunque se la scuola ti insegnasse il programma di CAD aggiornato nel 2014, poi l'anno dopo, ok? Non è quello importante, importante invece è imparare un processo di apprendimento, no? Non so se mi seguite in questo, ragazzi. E la scuola questo dovrebbe dare, per quello è molto importante l'aspetto dell'orientamento, che va al di là della scelta che uno fa dopo la terza media, ma continua. Certo, capirsi anche da questo punto di vista. Non dimentichiamoci che le intelligenze manuali sono importanti alla pari, se non più, di quelle intellettuali. Complimenti per la trasmissione, mandi a tutti da Dri. Ma Cioli, non hai la sensazione che forse, a me sembrava, cioè tempo fa magari si diceva la cultura è importante, adesso secondo me si è un po' invertito invece, se questo messaggio insomma tendeva a sottolineare che sono importanti le intelligenze manuali quasi come a difenderle, forse oggi sono più le intelligenze teoriche che devono essere difese, anche quando si dice ci sono troppi laureati, ci sono troppi ragazzi che sanno tutto, cerchiamo di dare più competenze invece che intelligenza. Noi in Italia comunque sono pochi laureati. Sono solo il 16%. No, appunto, ma c'è questo luogo comune, appunto per quello dico, mi pare che il fatto di voler dire difendiamo le intelligenze manuali che sono importanti alla pari di quelle intellettuali, mi pare che questo si faccia, forse non si difendono o no, non è d'accordo? Io? Sì, no, la vedevo scuotere la testa. Sì, scuotevo la testa perché ad esempio facendo parte di un comparto che è quello dell'artigianato, gli artigiani vengono spesso declassati come diciamo professionisti di serie B. Sì, a livello di immagine. E questo sì, a livello anche di immagine, si immagina che, non so, un artigiano sia sempre perennemente qualcuno con scarsa formazione, scarsa cultura. Quando magari tu dici, non so, ho fatto il master in Bocconi, ti guardano e dicono ma non sei artigiano? Certamente, perché questo non vuol dire che l'abilità manuale sia, anzi. No, tutelare, dicevo, nel senso che si spinge comunque abbastanza verso le conoscenze manuali, mi sembra, quindi non o sbaglio? No, l'osservazione è giusta. E un po' risentiamo della nostra storia universitaria, la storia italiana, che è sempre stata una storia accademica, poco legata al mondo del lavoro, piuttosto che invece il modello anglosassone, il modello americano.
In America ci si laurea a 21-22 anni e si va a fare la professione a 21-22 anni. Noi fino a poco tempo fa avevamo le lauree lunghe, insomma è da 10 anni che l'università italiana è cambiata. Il mondo di adesso richiede, diciamo, una cosa più snella rispetto all'idea così classica dell'università italiana. I nostri universitari erano un mondo a parte, adesso piano piano stiamo rientrando in un sistema, diciamo, più condiviso. Questo non significa che necessariamente abbiamo guadagnato, sono discorsi molto complessi, trovare una ragione perfetta è difficile. Un saluto a tutti i ragazzi del CEFAP da Christian e poi ancora, aspettate che apro il messaggio, la riforma Gelmini è la rovina dell'Italia, invece di investire sulla scuola e sulla ricerca si è andata a tagliare, cosa contraria è stata fatta in Germania per esempio, dove si è andata ad investire sul futuro, e questo è ancora Gorax che è particolarmente attivo questa sera. Dalla contea di Cossignacco e poi no, questo messaggio l'avevo già letto, un attimo solo. Ah sì, è arrivato un messaggio anche dai fratelli Flebus che dicono un bellissimo argomento e salutano tutti, ma la domanda è: se era un bellissimo argomento, perché non siete qua? Punto di domanda. Vabbè, chi ha il microfono? Mattia? Ma allora, brevemente per dire che adesso sono all'università, studio lettere, però comunque nel corso della mia carriera scolastica una delle cose che ho imparato è che esistono determinati licei e altri licei, o meglio, che la scritta liceo davanti al nome di una scuola non determina la validità e la professionalità della scuola stessa. E quindi una scuola, secondo me, andrebbe valutata a 360 gradi, non a prescindere se ha il nome liceo o professionale, bensì valutando il preside, i docenti e gli studenti. Quindi qua è un discorso secondo me un po' troppo pressapochista, quello di dire tu sei in un liceo allora così, tu sei in un professionale allora così. Bisogna valutare più nello specifico le scuole e soprattutto ciò che c'è attorno alle scuole. Il tuo discorso è importante e volevo girare anche questo messaggio poi alla dottoressa Parise, perché ci scrive Egle: se l'artigiano non è di serie B, perché viene pagato meno del laureato? Ma poi è vero? Allora, dipende da che tipo di artigiano, dipende da che tipo di laureato, dipende se è un laureato artigiano, ad esempio. No, se la signora ha piacere approfondire, mi faccia degli esempi di che artigiani intende, che laureati intenda. Non saprei rispondere. Diciamo in che la maniera così considerazione vaga. di cui parlava prima era più che altro la considerazione a livello generale. Sì, cioè anche non perché ci tanto sono poi... comunque degli artigiani che lavorano in settori di nicchia che sono artigianati di lusso. Ci sono degli artigiani che lavorano in settori nei quali c'è molta concorrenza, prendono molto poco, ma ci sono dei laureati che lavorano in settori nei quali c'è molta concorrenza che vengono pagati ancora meno, quindi sì, di per sé questo discorso trova... Sì, ci sono dei laureati anche di seconda classe che siamo anche noi, cioè noi insegnanti, no, in fondo. Noi insegnanti siamo pagati, lo sapete, relativamente poco, comunque così ci lamentiamo, pare che ci lamentiamo, e insomma siamo pressopoco tutti laureati. Ma è vero questo discorso che anche per voi comunque, perché spesso si dice l'insegnante italiano è anche poco stimolato, gli viene anche data poca motivazione, poca gratificazione, è vero? Vuoi farci fare outing stasera? Allora, io sono motivatissimo. No, allora, ci vuole prima, cioè, no, ma probabilmente non c'è... È una scuola al di là dei soldi che vi gratifica o no? O vi mette più confusione, vi mette più difficoltà? Non c'è altro lavoro più bello che fare l'insegnante, probabilmente... adesso entriamo in cose retoriche. È ovvio che quando sentiamo... È una missione, non è un lavoro che scegli come scegliere magari qualsiasi altra cosa, sicuramente devi sentirtelo dentro, ok, per cui ti piace. È ovvio che quando sentiamo che ci sono precari che raggiungono gli anni della pensione e sono rimasti precari per 40 anni, quando sentiamo che i nostri colleghi europei prendono il doppio dello stipendio rispetto a noi, allora diciamo ma forse c'è qualcosa che non va nella scuola italiana, però insomma lungi da noi nel pensare che per questo dobbiamo fare in maniera meno professionale il nostro lavoro e tanto meno voler ancora più bene ai ragazzi, ecco.
Se l'è cavata. Mi piace questo messaggio che è arrivato. La scuola dovrebbe aiutare a essere più ottimisti per il futuro. Il lavoro non si cerca, si crea. Noi andiamo a pubblicità e poi torniamo qui con Effetto Friuli Giovane tra poco. Eccoci qua, ben trovati, Effetto Friuli Giovani. Vorrei dire alla ragazza che ha parlato prima, si riferiva a... Ti chiami? Alice, che parlava appunto del futuro e delle future scelte, di non avere paura, di seguire assolutamente quello che le piace di più. Se hai grinta e passione in quello che fai, riuscirai a diventarti il tuo percorso lavorativo. Fidati, questo è il messaggio di Roberto, quindi dai, hai avuto un po' di iniezione di fiducia. Simona? Allora, io ho avuto diciamo, l'occasione di fare sia un mezzo anno di percorso liceale che adesso sto facendo il professionale a Gemona. Sinceramente io, ora come ora, non sono triste della scelta che ho fatto, perché ritengo che il professionale ti prepara, almeno dove sono a scuola io, ti prepara in una maniera ottimale. Cioè, ad esempio adesso sono in stage e il mio stage è organizzato benissimo, sono in un asilo nido e sto facendo 2 settimane e la scuola comunque questi 3 anni mi ha preparato per questo stage. Prossimo anno faremo anziani, in quinta e disabili. Quindi io sinceramente per la mia scuola, per il mio professionale, sono orgogliosa di averlo scelto, perché è un professionale che realmente ti prepara al mondo del lavoro. E il mio lavoro in questo momento è ricercato, perché sono poche le persone, insomma, che vogliono prendersi la responsabilità di minori, anziani o disabili. E tu quando hai cambiato, cioè quando hai scelto di cambiare, l'hai fatto soprattutto per quale motivo? Boh, io sinceramente perché non mi trovavo a mio agio con il liceo, con il percorso liceale che stavo intraprendendo. Sinceramente non è che avessi questa grande voglia di studiare, però diciamo che nel professionale mi è venuta, infatti comunque ho degli ottimi voti ora, sì. E magari voti che al liceo... più coinvolta in quello che fai. Mi sento molto più coinvolta perché... Il liceo non mi dava una gratificazione come mi dà il professionale, perché il liceo ero sempre magari sui libri a studiare, però alla fine sapevo che avrei dovuto fare un percorso universitario, quindi mi ci sarebbero voluti 10 anni per finire il mio percorso. Magari adesso sicuramente dovrò fare un percorso universitario, anche se sto facendo il professionale, però comunque ritengo che il mio lavoro sia un attimino più facilitato rispetto a un ingegnere o un ragazzo che fa il classico o lo scientifico. Sì. Uscirai già, insomma, magari poi se vuoi approfondire lo farai, però tu intanto la tua figura professionale ce l'hai già definita. Avevate chiesto il microfono qua prima, così facciamo arrivare. San Daniele. Via. Prego. Allora, io faccio l'Ipsia Cecconi, che faccio più o meno credo il tuo corso, solo che io sono con la vecchia riforma, quindi... Sì, diciamo che il corso, sì, anche quello non l'avevano detto, ok. Il corso OS, e loro che con la nuova riforma sono sociosanitario, se non sbaglio, io invece sono servizi sociali. Io, per fortuna, ho avuto una grandissima opportunità di cominciare i tirocini già in seconda, non con la scuola in seconda perché ce l'avevano tolto, io l'ho fatto d'estate in un asilo, però io dalla terza, quarta e quinta ho fatto e devo dire che sono stati veramente tanto utili, perché comunque io conosco una ragazza che faceva l'Apercotto, lo psicopedagogico, ai tempi si chiamava il progetto Brocca se non mi sbaglio, che volevo fare anch'io tra l'altro, solo che poi ho visto che comunque io in un liceo il fatto di stare sempre a studiare, non avere la possibilità di fare un tirocinio, delle loro uscite facevano al massimo di un giorno, magari sono andati alle carceri o cose così, non mi garbava molto. E io vedo che se questa ragazza viene messa in un asilo, lei avendo studiato e basta la teoria, lei non credo neanche che saprebbe come approcciarsi proprio all'ambiente lavorativo. Io invece avendo fatto in un asilo in tutto 2 mesi, perché tra la seconda ho fatto 1 mese di tirocinio in terza, e quest'anno ho fatto 2 settimane, io so approcciarmi bene in un asilo, cioè comunque
parli con le maestre e tutto, quindi sì, non conosci, sei appena scesa dall'UFO, appunto, insomma. conosci l'ambiente lavorativo, sai come si lavora, conosci tutte le pratiche con i bambini, le varie mansioni che devi fare. Secondo me questo è molto utile, dovrebbero farlo anche nei licei. Dove si sceglie questo tipo di indirizzo di cui per Appunto, esempio perché parlavi tu? per far capire, cioè questa mia amica adesso si è preso l'anno sabbatico, però in realtà non sa neanche lei, perché non ha mai provato cosa vuol dire magari fare la psicologa, andare in uno studio di psicologi o fare la sociologa o qualunque altro lavoro, non sa proprio cosa vuol dire, perché non ha la realtà quindi- dei fatti. Ok, Io invece ho più scelto la mia scuola collegamento con perché la so realtà. che voglio fare quello e quindi ho scelto una cosa che mi piace fare, che mi piace studiare e allo stesso tempo che voglio fare, che era l'unica opzione. Ci arriva ancora un messaggio: il lavoro si inventa, altrimenti non lavori, che è un po' quello che è arrivato prima. Arrivano tanti saluti anche per il professor Tomaselli, dalle classi del CEFA e lei. Siete Sono arrivati tanti gettonati. messaggi per salutarla. C'era qualcuno che voleva il microfono ancora? Anch'io vedo il saluto da casa. Qua dietro, perfetto. Ah sì, adesso arriviamo anche da te. Non sono insegnante, non Io ho scelto il CEFA perché per passione e ho già una qualifica Tu cosa fai, in particolare cosa fai? agroalimentare. Ok. E ho scelto il corso per il passione. Mhm. E, Hai già una qualifica, ci ho dicevi. Ho già Ok. una qualifica come grafico Ah, all'ENAIP. però non ti ispirava, No. hai deciso di cambiare. Sì, ho finito gli anni, la qualifica, semplicemente sì. E adesso sei contento di Sì. questo nuovo percorso che hai scelto? Sono contentissimo. Cosa speri di fare una volta uscito? Dove ti Panettiere e vedresti? pasticcere. Perfetto. Vorresti aprire qualcosa di tuo, teoricamente? Cioè la tua idea qual è? Insomma, che aspettative hai per il futuro? Non all'inizio, magari fare 2 o 3 anni sotto padrone, poi magari vediamo. Te lo auguriamo. Grazie per averci raccontato, anche perché volevamo conoscere anche un po' le vostre esperienze. Altri? Così poi facciamo arrivare il microfono. Perfetto. La mia è una scuola anche professionale. Io penso che in ogni scuola ci deve essere molto, come posso dire, il rapporto anche fra gli studenti e anche avere nella scuola l'esperienza del mondo in cui si andrà un domani, cioè avere l'esperienza nella scuola propria, anche, cioè non essere tipo dire ok studio per come posso dire, per poi andare fuori, avere un lavoro, cioè bisogna già iniziare e questo è quello che facciamo noi nella nostra a scuola, cioè siamo un gruppo e siamo molto legati fra di noi, abbiamo un rapporto che ci collega molto al mondo del lavoro, ma non solo pratico, ma anche, come posso dire, teorico, ecco, Ok. grazie. E questo fatto, poi non saprei. Insomma, siete già inseriti, ti senti Sì, già inserita sì, in un mi sento tessuto già inserita, anche sociale. ecco, sociale e pratico, insomma. Quindi insomma una volta che tu esci dalla scuola non ti senti un individuo Sì, non mi perso nel sento- mondo ecco, che non saprà dove ecco. andare, Quindi fondamentalmente. penso di avere, cioè la difficoltà, cioè penso che sia minima, quindi insomma sono felice. Non saprei. Grazie per averci raccontato anche la tua esperienza. Facciamo arrivare poi il microfono qua. Un attimo, eccoti. Io volevo dire che secondo me un'altra cosa importante che deve esserci nella scuola è che un professore insegni con passione e che trasmetta la passione in una materia, perché anche se a me piace una materia, ma dopo c'è questo prof che la insegna proprio giusto per farlo, ti stufa. E poi io penso inoltre che la scuola deve anche insegnarti a vedere le cose da più punti di vista e non solo dal tuo punto di vista. Inoltre io penso anche che sia molto importante fare esperienze lavorative diverse da quello
che ho studiato, tipo durante l'estate, faccio un esempio, tipo faccio un esempio personale, io l'estate sono andato in Germania a lavorare in una gelateria, sono stato un periodo in Olanda a lavorare in una pizzeria, a fare il muratore in Lussemburgo, ma perché io sono lussemburghese, quindi è un punto di vista diverso, penso. Però io penso che io ho studiato come tecnico sistemi energetici, sto studiando questo, ma quando finisco, se non lo faccio, posso avere lo stesso, provare ad aprire una pizzeria, ad aprire una gelateria o andare a fare il muratore. Quindi ho più punti di vista, cioè ho più... Sì, hai più uno spettro ampio di possibilità, insomma. E penso che questa sia anche una cosa molto importante, perché anche tanti laureati dicono io faccio l'avvocato, cioè o faccio l'avvocato o non faccio niente. Però non è che funziona... C'è qualcuno, non dico tutti, ma qualcuno, cioè io conosco una persona che ha finito di fare giurisprendenza, quindi o fa quello... Cosa ha detto, Moro? I figli degli avvocati fanno gli avvocati però in Italia. Io penso che mi piace quello, ma se quello non va, devo avere un piano B. Sì, questo assolutamente, e soprattutto devi avere un piano B, ma anche devi sapere lavorare, magari ti dà la possibilità anche, come diceva lui prima, di capire che potevano esserci anche altre cose per le quali magari l'hai portato, che ti potevano piacere. Ma questi ragazzi sono consapevoli che esiste un mondo fuori la scuola e che devono imparare a conoscere mentre ancora stanno studiando? Il sapere viene prima del saper fare, questa è la Francesca da Pordenone. E poi nelle scuole italiane manca un sistema di valutazione fatto da enti terzi che coinvolga più attori, portando a valutazioni obiettive alle quali collegare meriti e riconoscimenti e limitando l'attuale egualitarismo. E questo è da Lorenzo. Moro, c'è pure l'Invalsi, dovrebbero essere tutti contenti, c'è un ente esterno squalificato, senza competenze, comunque c'è, è esterno, piace esterno. Martini, cosa ne pensa di questo messaggio? Ma io vorrei allargare un po' la questione. Cioè, sì, grazie. Ma innanzitutto una controprova del sistema valutativo della scuola avviene quotidianamente con le famiglie, con i rapporti col mondo del lavoro. Io adesso ho la visione di un istituto professionale. Nel rapporto che c'è con le aziende, questo riscontro tra quello che viene fatto, quello che può essere fatto meglio, i punti di forza su cui continuare a puntare, questo avviene inevitabilmente. Cioè, la scuola si apre al mondo e il mondo entra dentro la scuola, anche il mondo del lavoro, ma guai se non fosse così. E poi la scuola non è utile soltanto perché insegna un mestiere. Quello che volevo chiedere io, quando poi escono queste notizie, diciamo comunque ogni tanto le statistiche, tot studenti hanno trovato lavoro, tot studenti fanno questo, è veramente un sistema di valutazione giusto della scuola o no? Assolutamente no, non siamo un'agenzia di collocamento. La scuola non insegna soltanto o la professione o la trasmissione di un sapere, di una cultura. A scuola i ragazzi si allenano ai rapporti interpersonali, si allenano ad accettare le sconfitte, si allenano a, come posso dire, al rispetto delle regole. Nel momento in cui non rispetto una regola vediamo qual è la sanzione, si allenano a ricevere le sanzioni, ad accettarle. Cioè, il discorso è veramente molto più ampio. Si potrebbe fare un sondaggio, no? Allora, chi è felice, chi è innamorato? Sono cose che dipendono anche quelle dalla scuola, no? Sì, appunto. Chi ha un buon Però rapporto con il prossimo. Però lo si fa molto spesso, cioè questo, soprattutto per università, si guarda un pochino le percentuali di collocamento, ecco, diciamo, lo si fa molto spesso per la scuola in generale. Visto che si parla di diversi livelli o di diversi tipi di scuola, una scuola dovrebbe migliorare l'autostima della persona. Lo fa la scuola italiana. Vogliamo questo o vogliamo che la scuola italiana a me basterebbe questo piccolo obiettivo che migliori l'autostima delle persone. Non dimentichiamo una cosa, sì, si sorride, però è anche vero, si parla di sapere e saper fare, ma il saper essere è il terzo aspetto che non è sopra o sotto gli altri, ma è esattamente allo stesso livello di tutti gli altri. E questa è la scuola che dovrebbe fare. La scuola professionale in particolare, anche attraverso la gratificazione dell'esperienza lavorativa, stage di laboratorio, è proprio questo l'obiettivo che persegue, tra l'altro.
perché i ragazzi oggi hanno bisogno anche di questo, di essere riconosciuti. Ricostruendo delle certo. disistime ricevute precedentemente. Esattamente. Parisa che prima... Sorridevo? Sì. Sorridevo perché ripensavo ai miei anni del liceo, no? E allora è vero che la scuola dovrebbe gratificare insegnanti bravi, io ne ho avuti, ho amici che insegnano e sono meravigliosi, però ho avuto anche degli insegnanti terribili e infatti ridevo pensando... Servono anche Servono! Sì, allenamento alla vita. Sì, infatti dentro di me dicevo, devono gratificare, pensavo a questi insegnanti che non si possono fare i nomi se no mi denunciano, però meriterebbero cose orribili e loro mi fanno morire, veramente. Andiamo in pubblicità tra pochissimo. Eccoci qua, ben trovati, non so se abbiamo una chiamata in linea, no, allora tra qualche istante volevo sentire intanto Riccardo, perché durante la pubblicità parlavamo un po' anche con te, tu sei al CEFAP, su cosa stai preparando? Che intanto il CEFAP l'ho scelta perché l'agricoltura è la mia passione, ma anche perché si fa la pratica, oltre alla teoria si fa anche molta pratica per imparare. Tu hai già, cioè vorresti fare questo e vieni già da una famiglia che fa questo, proprio diciamo la scelta è arrivata dalla tua famiglia o l'hai scelto indipendentemente? No, ma perché mio nonno lì è una piccola azienda, allora da lì ho preso la scuola e mi piace. Però insomma è importante perché a volte si pensa un po' all'agricoltore, quasi che uno lo impara a fare insomma così fai da te, tra virgolette, ma è sbagliatissimo perché anzi al giorno d'oggi insomma magari ci sono tante competenze da imparare, tante cose da... No, dici? Non fare il modesto, mi sembra di sì in realtà. Quindi il tuo sogno è continuare a portare avanti l'azienda di famiglia, diciamo. Bravo, complimenti. Poi facciamo arrivare il microfono anche là, però aspettiamo un attimo perché c'è la chiamata prima. Sì, prendi pure intanto. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, chi parla? Allora, parla Francesca da Udine. Sì. Scusi che ho mal di gola. No, io ho una figlia che è laureata in lingue. Sì. Ha 41 anni. Sì. È precaria. Si fa corriera ogni giorno per Tolmezzo. Per 1.200 euro al mese, tolto le spese della corriera. Sì. Allora la passione lei ce la mette perché l'ha scelto, perché le piace. Insegna lingue, insegna tedesco, però per una persona di quell'età che deve farsi una famiglia certo. È grave, visto che in Germania e in Austria sono pagati più del doppio. Quindi un po' più di rispetto e di gratificazione, perché la passione viene anche se si è un po' remunerati, non si può lavorare a gratis. Direi di no, signora. Tanti complimenti a voi. Grazie a lei, grazie signora per averci chiamato. Un augurio grande a Martina e ai suoi professori del CEFAP Codroipo, che sia un mondo migliore per i giovani, direi per tutti. Prego. Buonasera, Ciao. Io personalmente ho scelto il CEFAP perché sono adatto a lavori manuali, ovvero a me piace fare il macellaio. Sì, personalmente mi sembra giusto, cioè, dato che non ci sono posti a lavorare e tutto, c'è macelleria e caseificio che ci danno un'opportunità di inserirci al lavoro. Poi Scusami, ti piaceva proprio, nel senso, com'è nata la voglia proprio di fare questo Allora, la mestiere? voglia di essere nato come macellaio è dal nonno, perché anche lui faceva il macellaio. Io rientro da un mese e una settimana da uno stage, che l'ho finito un mese fa circa. E devo dire che mi sono trovato molto bene e spero che questa scuola vada avanti, insomma, tutto qua. Bene, complimenti anche a te, in bocca al lupo. Un saluto a Tomaselli, al professor Luca, Mandi, Raffaele, Matteo e Alex. Poi ancora, riguardo a quello che ha detto il ragazzo, in parte a lei, cioè tu,
Guarda che soddisfatto. È vero, un professore deve saper trasmetterti la passione che prova. Nelle scuole italiane manca un sistema di valutazione, ancora si sottolinea questa cosa qua che dicevamo prima, insomma, sulla valutazione proprio degli istituti scolastici. Poi vediamo che è arrivato un altro messaggio, proprio in questo momento le valutazioni obiettive dovrebbero servire a spostare i professori inefficienti da altri incarichi. Questo non avviene, così si demotivano ragazzi e genitori, e questo era Lorenzo. Microfono, chi ce l'ha? Adesso? Ah, prego. Io volevo dire una cosa riguardo al giudizio oggettivo, alla valutazione, no? Sì. E io invece sono contrario a questo, perché credo che... Scusami, delle scuole in genere, delle scuole degli in insegnanti? genere. Ah no, perché non arrivati due messaggi. Cioè, l'utilità dell'insegnante è che sia sempre quello, cioè nel senso che ti insegna e ti aiuta a crescere, cioè ti segue per tutto il tuo percorso. Faccio per dire un esempio con i voti: se oggi prendessi un 7, 3 anni fa sarebbe stato per esempio un 9. Cioè loro mi hanno cresciuto e mi conoscono e sanno a che punto posso arrivare, sanno come spronarmi per andare più avanti, e quindi sanno anche come proseguire la mia crescita. Quindi per te sarebbe importante avere quanto più possibile sempre diciamo, lo stesso corpo docenti, diciamo. Anche perché di solito si vede anche quando cambia ogni anno il professore delle materie, capita sempre di trovarsi in situazioni difficili. Cambiare meno spesso, insomma. Microfono, chi l'aveva chiesto? Ecco qua, Senia. Prego. Volevo dire una cosa riguardo a quelli che hanno detto che alla fine il professionale ti aiuta molto di più nel lavoro, nelle esperienze fuori da scuola. Sì. E più che altro secondo me dipende dalle persone, perché io posso essere in un liceo, però comunque integrare la mia vita scolastica con delle esperienze extrascolastiche che possono essere di volontariato o non. Ad esempio, io 2 volte a settimana vado ad un doposcuola ad aiutare dei bambini. Alcuni hanno anche grandi difficoltà, ma anche nel rapportarsi con le altre persone, e dobbiamo fare da supporto a questi bambini. E la mia vita scolastica mi aiuta sì ad aiutarli nei compiti, però poi sono io che mi metto in gioco e dentro anche nella vita, diciamo, reale, non solo in quella teorica che prima avete detto legata al liceo, diciamo. Sì. Allora, ancora messaggi, un saluto a Schelzen. Chi è? Ho letto giusto? Schelzen, però così mi veniva a leggere la tedesca, hai capito? Sei un grande amico comunque, ti scrivono. Le rivoluzioni nascono proprio dalle persone che conoscono a fondo campi diversi e riescono ad unirli in modo creativo. Magari farai il costruttore di case energeticamente perfette. Questo era Roberto, quindi forse si riferiva a te, che hai parlato del tuo percorso. Roberto vi vuole motivare. Io comunque, Moro, occhio al microfono che casca. Non so se avete... lo chiedo a Elisabetta, perché gli altri insomma sono nel mondo della scuola, quindi lo chiedo a lei. Io ho avuto l'impressione dai ragazzi, da quello che ho sentito questa sera, insomma, poi al di là comunque dell'estrazione scolastica, in particolare avendo questa forte rappresentanza del CEFAP, era comunque anche normale, però mi pare che non sia vero quello che si dice, che i ragazzi sono così astratti, anzi mi pare che quasi troppo ci sia in loro questo aspetto pratico della voglia di imparare qualcosa di pratico, del lavoro, di essere orientati proprio al mondo del lavoro, è vero? Cioè tempo fa sembrava quasi che si dicesse i ragazzi insomma studiano ma escono quasi un po' diciamo scollegati dal mondo reale. Io li vedo anche forse troppo concreti. Hai avuto questa mia impressione o no? Ma questa è una bella impressione, però nel senso che comunque vedo ragazzi di età anche abbastanza diversa, oppure si mimetizzano bene. Però questo vuol dire che comunque questa è sicuramente un qualcosa che li porterà a avere più facilità, se non altro, a interagire col mondo reale poi.
La cosa interessante, ad esempio, come Confartigianato abbiamo appena consegnato sta finendo un programma che si chiama Progetto Mani, che ha messo in relazione proprio gli artigiani col mondo della scuola, e anche lì si è potuto riscontrare come anche i ragazzi in età appunto scolare effettivamente abbiano anche una propensione poi a dei lavori concreti. Non è una cosa così scontata, non è una cosa così banale, perché spesso ti capita di avere platee di ragazzi che invece sono disinteressati e poco motivati. Vedere questi ragazzi questa sera così concreti a me ha fatto solo che piacere, anzi molto molto piacere. Vedere che sia persone che escono da un liceo, sia da un istituto professionale, sia da istituti professionali così diversi, sono comunque molto attenti alla società, è sicuramente positivo. Luigi De Carli, in un'epoca poi in cui è difficile trovare lavoro, insomma è decisamente uno dei problemi più grossi per questi ragazzi, mi pare che ci sia voglia di, fra virgolette, sporcarsi le mani, nel senso anche di riscoprire anche le professioni di famiglia, per esempio, di portare avanti, cioè nel vostro istituto riscontrate tutto questo? Assolutamente sì, e riscontriamo anche perché appunto, come hanno ricordato i ragazzi che hanno da poco finito lo stage, quando personalmente sono entrato nelle aziende della provincia di Udine e della provincia di Pordenone per capire com'è andata questa esperienza, quello che mi è stato detto proprio da questi responsabili, da questi titolari, è proprio trovare ragazzi che hanno ancora voglia di sporcarsi le mani, perché c'è bisogno proprio anche di questo tipo di professione. Non tutti dobbiamo essere dottori, laureati, ingegneri, c'è proprio bisogno, e lo ricerca il mondo del lavoro, persone che sappiano sporcarsi le mani ma usando la testa. Allora, in chiusura arriva un saluto da Davide, autista della SAF, a tutti gli studenti della linea San Daniele Udine. Conoscete? Ah, ecco, quindi era rivolto a voi. E poi volevo fare i complimenti agli insegnanti del CEFA, persone che sostengono moralmente i ragazzi, danno ogni giorno stimoli nuovi. Un saluto a Giada, Matteo e Martina, e anch'io ringrazio gli insegnanti e i ragazzi del CEFAP che abbiamo conosciuto questa sera in particolare, grazie a Luigi De Carli, grazie a Elisabetta Parise per il Confartigianato e buon lavoro, sia appunto per quanto riguarda il suo lavoro vero e proprio, quanto per la rappresentanza dei giovani imprenditori all'interno di Confartigianato. Grazie a Nino Moro. Più cupo ancora dell'inizio o un po' meno? Quella ragazza lì, che non mi guarda adesso, ha detto una cosa secondo me bellissima. Senia. Va bene, hai anche un nome che è straniero e quindi ha un suo significato. E... anche quelli italiani non lo so. E alla fine della scuola va a fare impegno sociale, lavorativo fra l'altro, perché è anche un lavoro quello, no? Ecco, alla fine della scuola, il sabato sera è pieno il centro di gente che sbevazza e si ubriaca, e durante le vacanze è pieno di gente che se ne sta a casa a guardare cose, non so, quel porcellino strano là, che si vede... io spero che siano cresciuti che si vede a 3 anni, che si vede a 3 anni, ma adesso si va fino a 30. Non potrebbero, come ha fatto il mio amico lussemburghese di Timau, andare a cercare un lavoro qualsiasi a gratis, proprio perché insistono che bisogna fare pratica? No, non aspettarsi anche questo dalla scuola che deve fare... Ma anche non a gratis, direi, insomma, anche se sono per un po' pagati. Per un mese. Gratifichiamo il lavoro a tutte le età, perché bene, a me adesso... non vorrei lanciare un altro discorso, ma con questa storia del fare esperienza va bene, si ma per un mese, un po' troppo, dai. Per un mese. Pagati il giusto, io direi così, senza essere pagati troppo, ma anche per imparare il valore dei soldi, no? Sì, va bene, così. Anche non a gratis, purché andassero. Ecco. Vabbè, insomma, dai, quest'estate tutti a lavorare, va bene? Siamo d'accordo? Bene. Sì, ma anche qualcosa che non sia collegato a, insomma, basta andare a Lignano, Bibbione, troveremo qualcosina. Spingere la carrozzina a Lignano. Sì. Ce la faremo, dai, basta avere voglia, diceva la ragazza qua sotto. Grazie allora ancora a Nino Moro, non abbiamo capito se più cupo o meno cupo, ma meno cupo. Sono chiaro adesso. Chiaro, il cielo è sereno, grazie sereno, a Luca Martini, grazie a Francesco Cioli, grazie ai ragazzi e ci vediamo tra 7 giorni ancora con Effetto Friuli Giovani. Ciao, buonanotte.